Da Milano, con un volo della Qatar e uno scalo a Doha, negli Emirati Arabi, abbiamo raggiunto Delhi. Da qui ci siamo trasferiti a Srinagar, in Kashmir. A causa del maltempo, però, abbiamo fatto ritorno a Nuova Delhi, per poi raggiungere nuovamente in volo la catena dell'Himalaya, a Leh, in Ladakh. Il traffico e la condizione di intere famiglie miserabili che per tetto e toilette hanno i cavalcavia urbani stridono da subito con il gran lusso dell'Hotel Méridien, presso il quale siamo alloggiati. Nel pomeriggio, nonostante la stanchezza, ci siamo recati in visita ai tradizionali monumenti della città e in particolare al Qutb Minar, l'elegante minareto simbolo dell'impronta musulmana sull'India. È una torre di arenaria rossa alta 73 metri, la cui costruzione è iniziata nel 1199. Ai suoi piedi i resti della moschea che fu edificata da pochi e inesperti manovali indù. Il colonnato del tempio offre interessanti bassorilievi e sculture, raffiguranti animali e lettere arabe che ricordano la potenza della dominazione musulmana. A Delhi oggi è festa ed è particolarmente interessante il miscuglio di razze e di religioni che anima i monumenti con abbigliamenti femminili coloratissimi e dalle fogge più eleganti che mai. La giornata festiva aggiunge fascino alle visite che abbiamo in programma, proprio per la varia umanità che scorre sotto gli occhi ed è uno spettacolo nello spettacolo. Famiglie che inventano improbabili picnic e altre numerosissime che si ricompattano tra una folla multicolore e multirazziale. Il traffico, l'inquinamento, la confusione, gli odori e gli immancabili tuk-tuk che piombano in ogni angolo come insetti fastidiosi e rumorosi completano la suggestione della prima giornata indiana. Poco dopo raggiungiamo la tomba di Humayun nel quartiere di Nizamuddin, un vero capolavoro dell'architettura islamica, realizzato a metà del 1500 in arenaria rossa e marmo bianco. Il grandioso edificio di espressione moghol esprime il concetto coranico di paradiso, inteso come un giardino bagnato da canali e vasche che replicano i fiumi della vita. Il mausoleo è il capostipite degli edifici in stile moghol che culmina nel Taj Mahal di Agra. Naturalmente per i lavori più umili non vi sono giorni di festa e con attrezzature primitive, spesso con le mani nude, si lavora nella manutenzione a ritmi non proprio stressanti, ma senza dubbio faticosi. Il mausoleo di Humayun fu fatto costruire dalla vedova Hai Begum e tuttora racchiude un notevole fascino che è sottolineato dalla delicata combinazione dei materiali.
2 passi dal mausoleo di Humayun si accede ai giardini di Lodi e alla tomba di Mohammed Sah del 1433, un incantevole angolo di storia caratterizzato dalle tipiche cupole dell'architettura indiana. La Rashtrapati Bhavan è ora la dimora del presidente. Con le sue 4 ali che si irradiano dall'imponente cupola grigio-azzurra e dagli enormi spazi circostanti, il sito ricorda la grandiosità dell'impero britannico. Lasciamo finalmente l'incredibile e caotico traffico di Delhi per raggiungere in volo Srinagar, la capitale del Kashmir, che si trova a 1600 metri di altitudine. Le dense nuvole che sfilano sotto le ali dell'aereo non sono di buon auspicio per le condizioni meteo. Tra breve saremo in un angolo particolarmente caldo della Terra, in chiave politica e militare. Un posto assai poco frequentato dai visitatori occidentali, a causa dei frequenti attentati terroristici dei talebani del vicino Pakistan e degli indipendentisti musulmani che lottano contro il governo indiano. Dopo un'estenuante serie di controlli e accertamenti di polizia in aeroporto, eccoci nel traffico di Srinagar, proprio alla vigilia della festa nazionale dell'indipendenza. Un vero insulto per la popolazione kashmira. La prima impressione non è delle più rilassanti. Soldati in assetto di guerra ad ogni incrocio, cecchini sui tetti delle case, fili spinati nelle postazioni sensibili, armi e posti di blocco ovunque. Carri armati, blindati di vario genere ed elicotteri in volo hanno infatti salutato gli ignari e preoccupati visitatori. Un'esperienza davvero insolita. Non abbiamo ovviamente potuto fotografare e filmare questa coreografia che avrebbe sicuramente potuto ricordare un set cinematografico per l'incredibile spiegamento di forze militari indiane. In breve raggiungiamo il molo per il nostro imbarco assieme ai bagagli. Sulle Sikar, le tipiche barche col baldacchino dei laghi Najin e Dal che ci porteranno, dopo una breve traversata, al nostro improbabile hotel. Una lussuosa casa galleggiante in mezzo al lago, raggiungibile soltanto in barca. Una sistemazione probabilmente più sicura, considerando il clima di tensione che si avverte in città. Queste houseboats sono vere e proprie reliquie dell'impero britannico. Realizzate in legno di cedro, sono magnificamente conservate. Nel XIX secolo, quando il Kashmir era il più esotico tra i soggiorni possibili tra queste montagne, i Maharaja del tempo proibirono ai britannici di acquistare case e terreni, ed essi trovarono la brillante soluzione di una casa galleggiante lussuosamente arredata. Le houseboat sono dotate di 4 o 5 camere da letto, molto spaziose e raffinate, dotate di stufette a legna, salotto privato, tappezzerie di lusso, una cucina, una sala da pranzo con stoviglie inglesi. A disposizione vi è naturalmente il cuoco, un inserviente e il barcaiolo con inseparabile shikara per ogni evenienza. Non è naturalmente oro tutto ciò che luccica. Bisogna fare i conti con la vetustà di lenzuola e coperte, della polvere e del bagni risalenti all'epoca vittoriana. Nel pomeriggio resta il tempo per un giro sul lago in Shikara, alla scoperta di questo intrico di canali, isolotti e case più o meno calleggianti, dominate da aspre montagne. L'interno del lago è un mondo a sé, una piccola Venezia, fatta di orti galleggianti, ormeggiati su 4 lati,
dove il giunco e il fango consentono la coltivazione di varie piante, di mercati in cui le masserizie e i prodotti alimentari fanno bella mostra, assieme ad un fiorente commercio di marijuana. E dentro a questo labirinto di canali trovano spazio sartorie, i tappeti, gli ottoni e perfino le palline in cartapesta per gli alberi di Natale. Un oggetto abbastanza inconsueto per questi paesi. In questa parte di Srinagar si vive una città davvero unica, dove spesso sono le donne a dedicarsi alle faticose attività agricole e a remare per condurre marito e figli nelle varie faccende giornaliere. Alla sera si accendono le luci delle varie botteghe galleggianti che offrono le più disparate masserizie. Durante la notte sembrava che il temporale facesse presagire una giornata spettacolare. Qui invece i calcoli non possono prescindere dalla stagione dei monsoni e ci siamo dentro in pieno. La giornata intanto si annuncia in un tripudio di pioggia. Ci imbarchiamo di nuovo per raggiungere la città, per capire meglio dove siamo. Do you think, what will the weather be today? It will be good? Sun? No, not sun coming. No sun. No sun. Ci rendiamo conto di essere tra i pochi turisti occidentali in circolazione, talvolta osservati con sospetto, soprattutto dalle donne. Tra questi barconi ormeggiati lontano da rumori e traffico, l'atmosfera di pace e tranquillità è accentuata dal ritmico ticchettio della pioggia. Lungo le strade costellate da immondizia, raggiungiamo la moschea di Amadam, dove un santone dalla lunga barba canuta osserva attentamente i nostri movimenti. Women can use waste. In Sikh. Oh. La città è dominata dalla fortezza Moghol dell'VIII secolo di Hari Parbat, attualmente occupata dall'esercito indiano. Ma il vero gioiello architettonico della città è la moschea di Jami Masjid, risalente al XIV secolo e contornata da enormi colonne in cedro deodale. Srinagar si trova al confine con il Pakistan e la Cina e la sua storia tra annessioni e guerre è piuttosto complessa. Questi territori, infatti, sono stati annessi all'India contro la volontà della popolazione islamica soltanto nel 1947, anche se il Kashmir appare dentro ai propri confini sia nelle carte geografiche di Pakistan sia in quelle dell'India. Ancora oggi i confini sono in realtà una linea di cessate il fuoco. La situazione di oggi è ancora precaria. Si contano infatti numerosi episodi di guerriglia anti-indiana che hanno chiuso ogni accesso fino al 2004 e a giudicare dal numero di soldati armati in città, il clima non appare certo disteso.
Questa situazione è replicata anche in Ladakh, dove ci recheremo tra un paio di giorni a causa di un conflitto con la Cina che invase la provincia di Aksai Chin nel 1962, causando un enorme numero di morti tra le fila dell'esercito indiano. Lungo il fiume Jhelum che divide Srinagar e dentro ai colorati bazar, la pioggia è stata una costante della nostra visita e ci ha accompagnato per quasi tutto il giorno, con qualche scroscio davvero monsonico, fino al rientro meridiano in barca alla nostra houseboat. Qualche schiarita pomeridiana consente di apprezzare il fasto e l'incantevole posizione di alcuni dei giardini Moghol risalenti al 1600. Gli imperatori Moghol dimostrarono grande amore per il Kashmir e per gli impressionanti platani Chinar che misero a dimora fin dalla realizzazione di questi imponenti giardini, che degradano con enormi terrazze ricche di fontane e di marmi bianchi e neri fino al lago. I giardini sono ancora oggi molto frequentati dai kashmiri durante il tempo libero e nelle giornate festive. I giardini così concepiti dall'imperatore Jahangir ripropongono in chiave terrena il concetto islamico di paradiso, tra fiori, fontane, cascate e alberi da frutto sullo sfondo della catena himalayana innevata. Durante la notte a Srinagar, più volte alla voce insistente del muezzin, si sono sommate le voci frequenti di spari, molto simili a quelli delle armi da fuoco. Il pensiero è corso ai fuochi artificiali o alla caccia, ma data l'ora e la situazione del clima, probabilmente poco festaiolo, quel pensiero era solo un modo per demonizzare possibili problemi. Al mattino, sotto una pioggia torrenziale, siamo partiti alla volta dei rilievi himalayani per raggiungere il Ladakh. Uno dei problemi più seri da queste parti sono i collegamenti e le terribili strade, spesso interrotte da enormi frane come questa, che ha devastato mezza valle del Sindh, che progressivamente si restringe salendo in quota. Tra cascate d'acqua e fiumi impazziti, siamo finalmente arrivati a Sonamarg. Dalla quale si raggiunge il passo di Zojila a quota 3600. Le precipitazioni ininterrotte hanno bloccato l'unico accesso automobilistico al Ladakh con una serie di frane che non consentono il passaggio. Questa strada stretta e dissestata, poco più di una mulattiera, si affaccia su vuoti impressionanti e da tutti viene indicata come un vero e proprio incubo. Ci dicono di aspettare. La strada forse verrà liberata dai massi nella tarda mattinata. Passano le ore, ma i militari non forniscono informazioni. Arriva il pomeriggio. Siamo chiusi in auto da questa mattina. Unico diversivo, qualche puntata ad uno squallido bar per le necessità impellenti e per un tè caldo. Alla fine non si passa più. Si torna indietro.
Dovremo ripernottare a Srinagar per tornare in volo a Delhi e quindi sempre in aereo in Ladakh. I posti in aereo sono stati trovati, ma partiremo proprio nel giorno dell'indipendenza, quello più pericoloso. Nella prima mattina troveremo una città deserta che non è stato possibile filmare, tra posti di blocco militari e continui controlli. L'aeroporto assumerà le sembianze di una caserma. Probabilmente eravamo gli unici civili e sicuramente i soli occidentali. Lasciamo dunque Srinagar senza particolari rimpianti, per tornare al lusso del Méridien di Delhi. Ci immergiamo nuovamente nelle contraddizioni indiane, dove lusso e miseria sembrano il cuore pulsante di questo immenso paese. In questo giorno di festa, la Connaught Place si anima all'inverosimile, mescolando miserie umane, negozi lussuosi, odori di spezie, di sporcizia e ambulanti di ogni genere. Siamo nuovamente in aeroporto per il volo che ci condurrà a Leh, in Ladakh. Al nostro gate, però, l'affollamento è stratosferico. Sapremo poi che il precedente aereo partito per Leh è tornato indietro per il maltempo che non dà tregua alle regioni himalayane. I passeggeri in attesa di imbarcarsi sono quindi triplicati. Per fortuna il nostro volo riesce a decollare poche ore dopo grazie ad una schiarita tra le montagne che consentirà l'atterraggio, lo speriamo vivamente, dell'aeromobile sulla pista militare di Leh. Il Ladakh è raggiungibile via terra solo su 2 strade durante l'estate, mentre in aereo il collegamento è garantito dal 1981, tutto l'anno, compatibilmente con la meteo. Siamo dunque entrati in un altro mondo. Questa è la parte più suggestiva del nostro viaggio, che ci porterà dentro ai monasteri e ai paesaggi di alta quota dell'Himalaya. Il Ladakh fa parte, assieme a Bhutan e allo Zanskar, del mondo culturale tibetano, che qui è sopravvissuto, mantenendo le sue peculiarità originali, a differenza del Tibet, che è stato snaturato dall'imposizione della cultura cinese.
Non a caso, per questi territori, si usa l'appellativo di Piccolo Tibet. I villaggi, i monaci e i pastori del Ladakh danno l'impressione che gli ultimi 2000 anni non siano passati da qui. Non distante da lei sorge il monastero di Tikse, che assomiglia molto al Potala di Lhasa, per imponenza e maestosità. Gli edifici del monastero salgono fino all'appartamento del Lama, con una stupenda vista sulla valle dell'Indo. La religione buddista, tra le più antiche e diffuse del mondo, si compendia nelle dottrine fondate sulle 4 nobili verità, frutto del risveglio spirituale del Buddha, avvenuto nell'attuale Benares nel 528 a.C. È in realtà una sorta di filosofia, un insieme di tradizioni, tecniche e pratiche spirituali, individuali e collettive. Il tempio tibetano è un luogo sacro composto da uno o più edifici che comprendono la sala principale di culto, l'albero della Bodhi, l'altare con la statua del Buddha che spesso si arricchisce delle più disparate offerte, l'edificio adibito a reliquiario e gli alloggi e i riflettori dei monaci. A Tikse il panorama si apre sulla fertile valle bagnata dal fiume Indo. Неприметной тропой пробираюсь к ручью. Где трава высока, там, где заросли гуще. Неприметной тропой пробираюсь к ручью. Il monastero di Tikse del XV secolo conserva manoscritti tibetani miniati di inestimabile valore, conservati in un sacco riposto dentro un'apposita teca. Però il Ladakh è importantissimo perché è oramai l'unico vero posto al mondo, assieme al Bhutan, ma più che altro il Ladakh proprio, che conserva la vera cultura tibetana. I monaci concorrono alla manutenzione del tempio con il proprio lavoro manuale tra le parentesi spirituali di preghiera collettiva e individuale. Parte del loro tempo viene impiegato nella meditazione e nello studio delle scritture, accettando la povertà volontaria e la castità del celibato. La sosta in un particolare cimitero mette in evidenza il passare del tempo.
这真的求。Il monastero di Shei appartiene alla setta dei Berretti Rossi e sorge sulle sponde dell'Indo. In esso sono custoditi preziosi dipinti e affreschi con i 1000 Buddha. Il monastero è noto per la grande statua di Buddha in bronzo, alta 7 metri. I rulli di preghiera, fissi o portatili, sono tipicamente tibetani e riportano l'iscrizione del mantra che viene ripetuto ad ogni giro del cilindro in senso orario. Le bandierine di preghiera nella cultura tibetana con i loro testi sacri vengono esposte ovunque possano incontrare il vento per creare un'atmosfera di pace, serenità e speranza. Sono 5 i colori che le compongono: giallo, verde, rosso, bianco e blu. Non debbono toccare la terra e non debbono essere gettate nell'immondizia, ma bruciate. Nel mondo tibetano, oltre ai rulli di preghiera, si incontrano ovunque delle costruzioni a forma di campana invertita. Si tratta dei choten o stupa, simboli dell'attività benefica del Buddha che in genere contiene reliquie. Il monastero di Spituk un tempo doveva offrire una vista stupenda se non fosse stata sfigurata dalla pista dell'aeroporto militare e civile di Leh. Nonostante il buddismo sia nato e prosperato in India, la popolazione buddista è poca cosa rispetto all'83% degli induisti e al 12% dei musulmani. Ogni buddista recita i mantra più volte durante il giorno, spesso con il rito della prostrazione, in un tempio o a casa, davanti alle offerte o alle reliquie di un Buddha conservate anche negli stupa. I mantra sono formule sacre, quasi magiche, frasi e sillabe spesso senza senso in relazione ad una divinità e vengono recitate il massimo numero di volte possibile, allo scopo di ottenere meriti e purificazione. Il monastero è il centro della società tibetana. La giornata inizia alle 5:30 con la preghiera nel Dukan, la sala principale. Durante il giorno ogni monaco memorizza le preghiere, si dedica alla meditazione e allo studio della matematica, dell'astronomia e del sanscrito. Il tè tibetano non contiene solo la spezia, ma anche burro di yak, sale e latte, che servono a dare nutrimento e integrare una dieta di per sé povera. La dieta del monaco è costituita principalmente da riso, verdure e poca carne. Poiché in Tibet il clima è rigido, mangiare carne non è considerato un peccato. Ogni monaco ha compiti diversi, in cucina, nell'orto, nei campi, nello studio. Un'ultima occhiata al vasto panorama del tempio di Spituk per raggiungere di nuovo le sponde dell'Indo. La strada prosegue per una ventina di chilometri lungo l'Indo e una carareccia porta al monastero di Piyang. Questa valle è stata recentemente devastata dalle alluvioni che hanno causato danni e morti in tutto il Ladakh. La valle ha un aspetto lunare,
ma arrivati all'ingresso del monastero si rimane sorpresi di fronte ad un piccolo paradiso terrestre, fatto di ruscelli mormoranti e di fertili piantagioni che contrastano con l'aridità della valle. Tra queste montagne aride e desolate che sfiorano i 5.000 metri, la strada, dove i convogli militari sono una componente indissolubile, raggiunge il villaggio di Niemo, la congiunzione di due importanti fiumi, lo Zanskar e l'Indo. Dopo una mezza mattinata di viaggio si giunge al villaggio di Alci, decisamente fuori mano e abbastanza lontano da altri villaggi importanti. Per noi occidentali la scena del lavaggio delle verdure nel piccolo rigagnolo di acqua al bordo della strada, che ha svariati utilizzi, è sempre una scena con molti interrogativi. Alci è una valletta con abitazioni sparse nella campagna, ma è il Gompa, il monastero e i diversi choten disseminati ovunque a rendere interessante il luogo, che tra l'altro offre paesaggi e panorami davvero spettacolari. A dispetto di una mattinata grigia e piovosa, il pomeriggio si annuncia carico di luci e colori che rendono i villaggi particolarmente vivaci con le loro case ricoperte di cereali ad essiccare. Nella luce cristallina dei quasi 4.000 metri e con l'aiuto di qualche raggio di sole tra le imponenti nubi himalayane, i colori delle montagne assumono tinte fiabesche. Dopo un guado avventuroso, la strada sterrata raggiunge la cittadella fortezza e palazzo reale di Basgo. Nel XV secolo era la capitale del regno del Ladakh. Nel monastero di Serzang si conservano i testi sacri del buddismo tibetano. È l'unico tempio del XVI secolo giunto fino a noi non manomesso e non ridipinto, e dopo Alci è il più bel complesso artistico del Ladakh. La scenografia di questo luogo è veramente suggestiva, ricca di colori e volumi, ed è anche corroborata dall'incontro con delle simpatiche tibetane, addette al trasporto sulle ripide scalinate di pesantissime pietre e sabbia per un piccolo cantiere del villaggio, che tengono banco con l'allegria e i loro sorrisi, che fanno dimenticare la vita grande di questa gente. È incredibile la quantità di caserme e di aree militari disseminate in questa valle. La miccia della Cina e del Pakistan, che sono a 2 passi, in fondo è sempre accesa. Alla periferia di Leh,
ha inizio l'avventura del Khardungla. A bordo di 3 auto ci si inerpica lungo la strada con qualche tratto d'asfalto che conduce al passo carrabile più alto del mondo. Si raggiungono infatti i 5.693 metri del valle. Dall'altra parte la pista scende nella valle di Nubra, al cospetto dei giganti dell'Himalaya e del Karakorum. A sinistra. Nella prima parte della valle di Ganglas, che sale verso la grande catena del Ladakh, sono ancora visibili alcune oasi di verde e in breve, dopo qualche tornante, si raggiunge la quota di 4.000 metri di altitudine. Dopo alcuni chilometri si entra in un paesaggio spettrale e senza vita. La strada diventa poco a poco una pista sterrata e tortuosa, dove le frane e gli smottamenti costituiscono un serio pericolo per qualunque mezzo. La pista è ora immersa nelle nuvole e qualche spiraglio di azzurro in alto tra le creste fa sperare in una schiarita. Superato il limite dei 5.000 metri e qualche rottame di camion rotolato dai tornanti superiori, gli dei sembrano disposti al regalo di un cielo azzurro. Resta solo l'incognita del fisico, che deve rispondere ad una salita così ripida in un'atmosfera con poco ossigeno. Stone is coming. Salite, Fabri. Ecco finalmente il Khardungla, il passo più alto della terra. La respirazione tutto sommato è buona ed evitando movimenti bruschi non vi sono particolari problemi. Qualche fiocco di neve si insinua tra gli abiti. La strada scende ora verso la valle di Nubra, mettendo a dura prova gli ammortizzatori delle auto. Il rischio di frane è ovviamente sempre presente, così come sono sempre presenti i malaugurati incontri con i convogli militari che salgono e scendono dal passo. Gli yak, questi scontrosi bovini impellicciati, si possono incontrare solo a quote superiori ai 4.000 metri. Al di sotto di questa quota sono gli zoo, un incrocio con gli yak a rubare la scena del paesaggio. Scendendo di quota il paesaggio diventa via via più animato e ricco di vegetazione. Anche i torrenti che scivolano dai ghiacciai contribuiscono a rendere il paesaggio più familiare. Dopo un frugale pasto in un villaggio lungo la strada a quota 4000, la vista si apre finalmente nella valle di Nubra, posta a 150 km da Leh, dove scorre il fiume Siok, che scende dai confini con la Cina e più precisamente dalle pendici del Saser Kangri, alto 7600 metri. Lo spettacolo offerto dal monastero di Diskit vale da solo un viaggio. La Nubra Valley offre una sensazione insolita di isolamento, di tranquillità tra distanze enormi, grandi montagne innevate e silenzio in una strana atmosfera di aria rarefatta e frizzante. Per raggiungere il monastero è necessario affrontare moltissime rampe di scale. La località è famosa per la statua del Buddha Maitreya, il Buddha del futuro,
inaugurata nel 2010 dal Dalai Lama in persona. È alta ben 38 metri ed è visibile da chilometri di distanza. Il Diskit Gompa è abitato dai monaci dell'ordine Gelupa, quello dei berretti gialli del Dalai Lama. È una fortezza arroccata sulla montagna e da qui si gode uno splendido panorama sulla Nubra Valley. Il monastero è incastonato tra rupi vertiginose e da qui le montagne di 7.000 metri sono abbastanza vicine. La Nubra Valley si apre con uno scenario strepitoso sulle grandi montagne del Karakorum al confine con la Cina. Una breve cavalcata sulla gobba del cammello batriano tra le dune di sabbia, in prossimità del fiume, evoca il transito delle carovane che dall'Asia centrale e dal Tibet raggiungevano la valle dell'Indo. Nelle ultime luci del giorno la Nubra Valley si colora di tinte rosate che contrastano con il blu intenso del cielo. Il giorno seguente, dal villaggio di Under, ripercorriamo il tracciato in senso inverso, fino a raggiungere il letto del fiume, che scorre su un gigantesco materasso di ghiaie, sormontate da pareti a strapiombo. Attraversiamo uno strategico ponte di ferro controllato dai militari e risaliamo la valle di Nubra fino ai villaggi di Sumur e Panamik, con le caratteristiche sorgenti di acqua calda e sulfurea. Qui tutto è enorme, le distanze, le montagne, i fiumi. La scala dimensionale ha parametri completamente diversi da quelli occidentali e la presenza dell'uomo è davvero modesta tra queste pietraie. Una breve sosta prima di raggiungere le hot springs del villaggio di Panamik con le sue sorgenti di acqua bollente e solfurea. L'incontro con i convogli militari indiani sono quasi una regola da queste parti e di solito sono sempre un problema a causa delle strade strette e a picco sul baratro. Ripercorriamo in senso inverso la salita ai 5.602 metri del passo di Kardungla tra panorami mozzafiato e le gigantesche montagne del Karakorum che svettano tra le nubi a oltre 7.500 metri di quota. Prima del passo, a oltre 5.000 metri, un'ennesima frana interrompe il viaggio con una lunga sosta. La storia si ripeterà al valico con una ennesima frana sull'altro versante
che costringerà a trascorrere altro tempo a 5.600 metri, con qualche disagio fisico. A 10 chilometri da lì, sull'altra sponda dell'Indo, i discendenti della famiglia reale del Ladakh occupano il palazzo dal 1834. La regina è deputata al Parlamento indiano. Il palazzo di Stock è molto simile a quello di Leh ed è molto ben conservato. Al palazzo è collegato un piccolo monastero che domina la valle. Nei ruscelli che lambiscono i villaggi si lavano ogni sorta di cose: le stoviglie, i piedi, i capelli e le verdure. Salendo verso le montagne dello Zanskar, attraverso una pista piuttosto dissestata, si giunge a Matro, un piccolo e modesto monastero, piuttosto austero nella sua povertà, ma situato in una posizione assolutamente privilegiata. I colori sono quelli tipici del buddismo tibetano e tutto il tempio sembra emergere da un mare di tinte forti e lucenti. La fioca luce di innumerevoli candele votive esalta il misticismo di Matro, che è ulteriormente rafforzato dal tipico rintocco del gong tibetano, che i monaci fanno risuonare con le note grevi in tutta la valle. La vita monastica impone rinunce di ogni genere, anche se in fondo la vita del monaco fino a qualche tempo fa garantiva molti privilegi rispetto alla vita civile. Anche la posizione di dominio dei monasteri riflette questa tendenza, nonostante la frugalità che appare ad esempio nel refettorio. In cima ad una collina, sulla riva sinistra del fiume, sorge il monastero di Stakna, il naso della tigre. È una costruzione imponente che domina la valle dell'Indo. Dal monastero si gode una vista davvero notevole sulla selvaggia catena del Ladakh. L'edificio però è stato più volte rimaneggiato e ridipinto con colori sgargianti. Un precario ponte consente di attraversare il fiume Indo. Nell'altra sponda una stretta valle sinerpica tra montagne e campi coltivati, fino a raggiungere i monasteri di Chendei e Tok Tok. Quest'ultimo è scavato nella roccia e per salire ad esso è necessario percorrere una scalinata dentro una grotta. L'incontro con delle contadine alla mietitura dei cereali diventa un'occasione per apprezzare il duro lavoro di queste donne, dal quale ci separano forse alcuni secoli. Vediamo pochi uomini al lavoro e il pensiero comunque corre all'inverno tra queste montagne e al freddo intenso che raggiunge i 20-30 gradi sotto lo zero. Ci si riscalda con lo sterco essiccato degli animali e con il poco legname offerto dai magri arbusti. In fondo siamo sempre a 3.500 metri di quota.
Il monastero di Emis è nascosto in una valle tra gigantesche pareti di roccia. È il più ricco del Ladakh e fungeva nei secoli scorsi da tesoreria per tutti gli altri monasteri, grazie alla sua posizione defilata e meno vulnerabile. In un lucernario che si apre sul grande cortile è stato ricavato il trono del lama incarnato e dalla terrazza si giunge all'appartamento privato del lama e al salone dove Rinpoche riceve in udienza. Durante la visita al monastero, i preparativi per l'imminente visita del Dalai Lama sono frenetici e tutti indistintamente, monaci e laici, sono al lavoro per rendere accogliente il grande piazzale con enormi tendaggi che vengono stesi con sistemi piuttosto arcaici. Thank you, davvero. Il monaco buddista pratica la povertà, la rinuncia ai beni mondani e la meditazione e la consuetudine al silenzio. I giovani entrano nella vita monastica con il consenso dei genitori per un periodo di noviziato. Dopo tale periodo rinuncia ad ogni suo possesso e riceve una ciotola di 3 sai. Godrà di un'istruzione che lo preparerà alla vita monastica. I suoi voti però non sono irrevocabili e potrà comunque sempre tornare alla vita civile in ogni momento. In questo luogo nascosto e misterioso, ogni piccolo dettaglio racconta una storia di uomini e di montagne. Anche la popolazione del villaggio si prodiga in aiuto dei monaci per la stesura dei tendaggi, che faranno da copertura alla cerimonia in cui sarà presente il lama. Nei lavori si intuisce un'apparente disorganizzazione. In realtà tutto sembra avere una logica e una tempistica ben collaudata. I monaci vivono di offerte e dei proventi di vari possessi terrieri della comunità, che in Ladakh sono particolarmente importanti e corposi, al punto di diventare dei veri e propri latifondi del monastero. Prima della partenza, il Ladakh regala un tramonto di rara bellezza, tra neri profondi e caldi colori che contrastano con l'azzurro di un cielo luminoso sullo sfondo delle catene dell'Himalaya e del Karakorum. Il tetto del mondo, con le sue montagne che superano gli 8.000 metri, sono ora sotto le ali dell'aereo. Forse in lontananza si scorge il profilo dell'Everest e quello più appuntito del K2. Sono davvero i più alti sull'orizzonte.
un breve balzo sulle affilate creste di ghiaccio dell'Himachal Pradesh ci riporta a Nuova Delhi. Inizia così il lungo viaggio di rientro in Italia, dopo una breve sosta a Doha sul Golfo Persico. I colori del Ladakh si stanno lentamente legando alla memoria, con un pensiero nostalgico per quel mondo arcaico e misterioso scolpito tra le desolate valli di silenziose e immense montagne.